Cane non mangia cane. Adesso mi fermo, perché vedo a dire un'altra parola, ma mi fermo. Ma sapevo altre cose che vuol dire fame? Perché fare questa domanda fame? Fame vuol dire morire. Neanche a domandarmi cosa è fame. La fame non ha limiti né confini. Se là è un tocco di pan, sapendo che là ti ha la morte, ti va a ciorre il pan. Non ti ferma sapendo che ti ha da morire. Beh, tu hai visto compagni che sono morti per un pezzo di pane? Hai visto? Sì. Compagni? Ah sì? No, non la conta, no. Basta così? Non puoi raccontare questo episodio perché? Perché? Insomma, la fame non la ferma nessuno. Se là è un pericolo, non ti guarda che là ti morto, ti va a ciorre il pan. Tutti cercavano mangiare erba, tutto quel che capitava. Ma allora non si rende conto cosa vuol dire fame. Forse no. Sì, qua no, qua mi tocca darvi del fame. Quando sono arrivato a casa, mia sorella e mia mamma non le mi ha conosciuto che era Luciano. No. Quella vuol dire fame. La fame. Ah, sì, sì. E tu anche facendo questa fatica tremenda, Sapendo che lei era un chilo di pan, di corsa si andava su. Che fatica, che fatica. la fame. Cane non mangia cane. Adesso mi fermo, perché vedi a dire un'altra parola, ma mi fermo. Adesso non parlo più. Non vuoi parlare più? Cane non mangia cane, Sì, ho capito. ma l'umano sì. Sono andato avanti, ma adesso sì, basta. La sofferenza è stata forte, la fame è stata che non te perde per fine, non ti sai neanche cosa ti fa la fame. Guarda che l'erba là, che buona che era, Sì. basta a trovarla. Perché adesso ne sono arrabbiato. Con me? No, Con chi? Con chi è sta rabbia? Luciano? Con adesso. chi sei arrabbiato? Con gli uomini? Con l'umanità? Con me? No, ma guarda, non so come che frega non capirmi quel che mi ho detto adesso. Da quel momento lì non mi chiamai più Luciano Battistoni, mi chiamai 126.625.
E siamo arrivati dentro là. Era Di notte. l'anno e la data. La data non lo so. 1945 è il mese di febbraio. Tu arrivi qua con il ghiaccio. Col ghiaccio, come minimo 40 centimetri. Era una tradotta lunga con una ventina di vagoni. E quindi quanti eravate in tutto? Tutti? Si Ogni vagone? pensava dai 2 ai 3 mila, che sono stati 8 giorni da Udine per la strada. Noi siamo passati di qua, però qua mai esisteva, era il posto dove c'erano i militari tedeschi che collaboravano per il campo. Tutti quanti deportati qua, polacchi, greci, romeni, di tutte le nazioni, e tutti assieme. Non si erano divisi italiani, tedeschi e francesi, tutti assieme. Ingegneri, dottori, preti, senza mangiare, senza né dormire né niente, camminensi come sonambuli che si andava dentro. Non si parlava neanche un con l'altro. Sì. Qua siamo rientrati qua, in premura ne ha spogliati, ne ha messo, perché qua era una divisione, ogni muro era come una stanzetta, ma era questo posto qui, era qui. E lì era una muretta, ecco, Scusa? era un muretto lì, un muro, come un passaggio che camminava lì. E ne ha fatto mettere i vestiti lì, e qua prima iniamo l'acqua calda, da boio. Tutto un momento ha cambiato e l'ha mandata gelata completamente. Qui di una certa età gli ha anche resistito, ma gente di 50-60 anni non ha resistito il contatto del freddo, gli è stato qua. Allora, quando che un momento che loro che pareva che fosse stato finito, e snel vestirsi, insomma, snel. Allora, in premura, si andati a cior i vestiti che c'era lì, ho fatto in tempo solo a mettere le scarpe e ne ha fatto tornare fuori e nudo e mi ha portato fino al blocco 22. E ho fatto una notte al blocco 22 con i miei vestiti. Il giorno dopo e mi ha dato la zebra e il rasato i capelli. La divisa. E ha dato il numero di batteria e tutto. Sì. E i vestiti li hanno portati via? Portati via, vendo in essa solo le scarpe. Ecco Luciano, qui forse ti ricordi dove era la tua baracca nella quarantena? Proprio la prima cosa perché ste qua le fa dopo, non era lì.
insomma, in uno di qua allora era la 20, 21, 22, 23, 24. Sì. Mi era allora dalla doccia, la notte della doccia, di notte entravi al blocco 22. Eravate nudi con... Nudi con i vestiti in mano, solo con le scarpe. Lì abbiamo fatto la notte vestiti. Alla mattina alle Vigneault, un italiano pinto da Trieste con altri due, e là con un tavolo e delle sedie, un per un, e ne facciamo fuori, veniva avanti uno alla volta e dovessi dare nome, cognome, il mestiere che si faceva, da noi che si voleva, il papà, la mamma, tutto. E ne ha fatto la nuova carta d'identità. Da quel momento lì non mi chiamai più Luciano Battistone, mi chiamai 126.625. E il capo diceva 3 volte Rue, silenzio. Sulla parete la via, si veniva dentro e ne metteva a dormire un chi, un lì, un o l'altro. Questi voltavi da quella parte là. Sì. A 1,80 da là, altri tanti che venivano da qua. Allora inizia a buttarmi da, allora noi altri vensi da buttarsi da. E allora in cortello, in fianco, sì. In fianco, allora prima si buttava addosso qua e dopo da qua, in modo che noi altri che si dormia, si era testa e coda, lì davanti, e allora si aveva da cavare le scarpe e metterle, o so qui che si aveva, a metterli per cuscini. E dopo si aveva da mettersi in fianco, un triolato, se no doveva essere un numero fisso, 23. Da là a fine via e 23 qua, in modo che se quel con la testa, per qua buttavi i piedi qua, quelli qua, insomma se era così, se dormia in cortello. Testa coda, diciamo, allora, piedi a testa. Non si vede testa e testa, si vede la testa e i piedi, testa e piedi. Sì. E un altro così, dall'altra parte. E tutti quanti sti qua con la testa a parlare. Sì. Quelli di qua. Sì, ce la fai? E doveva buttarsi da per qua, in cortello, in modo che mi qua i piedi lui. Sì, certo. Durante la notte diceva ai o aiuto, e il capo diceva 3 volte Rue. Rue vuol dire silenzio. Se non era il silenzio, partiva da là con i 2 frustini per sopra di noi altri e faceva 3 giri. 3 giri, sempre battendo così, e con le scarpe, e te le metteva o del viso, dove che capitava, lui aveva a fare 3 giri. E allora noi altri, visto che non tutte le notti, ma
spesso succedeva che faceva sti tre giri. Allora da fuori si aveva premura a venire dentro, in modo da essere dai lati. Se sono qua è merito di mia moglie, non di me, di mia moglie. Perché? Perché tutte le notti sono amateuse, né non ti dorme, niente cosa, guarda, e allora la sono da fare. Luciano, dormi, aspetta, fa Tutte le notti. tutte, giorno e notte. Quel davanti e cercava di dargli la cadenza. Hop, Hop, hop. Quel che andava alla scala non era delle reti magri, sì. insomma il 99% l'aveva portata su Sì. la roccia. Sì, sì. Sì, era tutta gente più che stia meglio, insomma, Sì, perché più forte, più era metti 20 giorni che era entra dentro nel campo Sì. e io porto su le rocce dalla scala. Della morte. Qua era l'angolo del deposito delle pietre, Qua. lì, ti sto passando qua. Allora qua noi altri se veniamo dalla scala, Sì. allora Quanto eravate circa in una giornata? 600, 700? no, 300-400. Taccavi con una cadenella di ferro lunga 70-80 centimetri In da fila, una all'altra. in fila indiana. Di fila indiana, in 7 e 8 di noi altri. Qua ne caricava, si cercava, allora la roccia non era da dire, ripeto, a te te dai un grande o un piccolo, era la gente dei deportati che si sbassava e faceva così. Man mano che si era caricati si veniva avanti, Sì. in modo che tutto il gruppo sia carico. Sì. Die beiden machten sich oft einen Spaß daraus. Der Capo schnappte sich die Mütze eines Gefangenen. Ore e ore durava questa marcia. Ah, sì, Ore sì, e sì, ore. ore e ore, perché come che dici pian piano, e solo a scala era così. Anche perché le scale avevano le pietre Non cimentate. E allora vedi come che le adesso. Quindi le pietre si muovevano, tu dovevi mettere l'appoggio del piede molto lento. Molto attaccata alla terra, non solo a cima Del gradino, ma in perché sì, sì, in fondo al gradino, sì. Cascando ti interrompe sopra la scala con la roccia, ti interrompeva un braccio o una gamba, o insomma non ti alzava più. Allora ti dava il colpo di grazia perché diceva un che in terra non deve tribulare, non in piedi, ma in terra sì. Allora ti dava il colpo di grazia e ti buttava dentro te la ghetta. Capo unter dem diensthabenden Offizier sofort erschossen. Die beiden machten sich oft einen Spaß daraus. Der Capo schnappte sich die Mütze eines Gefangenen und
warf sie ans andere Ende des Platzes. Senti, tu sei stato qua appunto più giorni che hai fatto 12 giorni. 12 giorni questo lavoro che era uno dei più terribili, più pesanti. Beh, era pesante sì, perché oltre che il peso, perché ti può capitare una cosa anche di 40-50 kg. Era un accordo fra noi altri che quando che uno comincia a giocare la scala, ieri sì. Tutti insieme. Tutti assieme. Ok, allora adesso vediamo un attimo l'inizio della scala che tu hai fatto 12 volte almeno. Oggi, sì. 12 volte hai fatto, che sono 184 gradini, 183 gradini. 186. Questo è l'inizio della scala della morte. Della morte, sì. E qui con i tuoi compagni salivi incatenato. Sì. È incatenato in lungo e si Sì. cercava non fare quel lavoro qua, perché qua non era cimentare e si ribaltava. Allora si cercava di fare questo lavoro qua. Così lento come stai facendo adesso? Anche più lento ancora. Così. E davate, tra compagni, davate un ritmo? Cioè Sì, perché quel davanti cercava di dargli la cadenza. Ah sì? Sì, come fare hop, Hop. Quando che si arrivava qua, in questo posto qua bisognava stare attenti perché chi che aveva i zoccoli non aveva il piede sicuro, doveva cercare di mettere il piede al sicuro perché sennò andava col piede da una parte e dall'altra e perdeva il carico. Era più pericoloso qua che la scala. Non mi interessava se quelli che era morto o non, come che non fosse. Siccome che era freddo, i cadaveri erano dappertutto, se che aveva le braghe si riempeva su per il freddo e allora codoperi se così un po' resisteva meglio il freddo. Sì. Qua era un coso, un tendone nero scuro, Sì. scuro, Sì. però era un spazio del muro qua. Quando che noi altri vinsi per qua, eravamo intenti, curiosi di guardare qua. Qua era una cadenella con cerchio rotondo così e glielo impilava a un cadavere tutte le sere un nuovo. Metteva il cerchio qua con canevas, sì, con Un ferro. con ferro in modo che non scampi la testa, picca in modo che sto qui non venisse su. Tutte le sere c'era un di nuovo. Noi altri
dal blocco 3 che si veniva a fare la conta, ieri si curiosi, però nel frattempo dicense, stasera le lui, domani mi tocca a me. Era il terrore di morire, di venire piccato morto. Qua era la serratura di un cadavere tutte le sere. Ma questo cadavere che era appeso, col suo Sì. contrappeso, teneva... Col contrappeso, vedi Chiudeva- che lì, chiudeva. e sarei lì. E questo davanti anche a Gesù Cristo, lì era il coso. Che non sta lì ma che non c'era. Qua c'era una botola con una tavola di tutto il coso, che lei era comandata, il perno gli era là. In modo che, tirando questa, sganciava il gancio che la teneva lì, Sì. e col peso sopra la faceva sto scherzo qua. La gente che era questo spazio qua, la cascava qua. Essendo in terra spaccata le gambe, io il colpo di grazia e lì indietro al crematorio. E mi passando, anche se era qua, non mi occupava per niente. Sì, sì. Te fai così perché o lui o me. Ecco Luciano, qua siamo nella stanza detta frigorifero, Frigorifero, sì. ma in realtà non c'era il frigorifero. No, era una stanza fresca, in modo che i cadaveri non faceva Sì, odore in giornata, e durava 2 giorni. perché il lavoro al crematorio era molto intenso. Intenso, e allora quando che accendeva il crematorio doveva durare il fuoco almeno una giornata. Certo. Allora i morti, I morti. i morti del campo, qua in questa finestra qua era un sivolo, Sì. li buttava giù Sì. e veniva da qua. Qua era un tavolato grande con delle rotaie, con delle robe così, Sì. e detto là, mi doveva chiapparli, tirare via i vestiti Sì. e intassarli tutti quanti con la testa per là, perché del frigorifero, per andare al crematorio, Sì. prima la testa e dopo i piedi, e dentro così. Non mi interessava se quelli che gli era morto o non, come che non fosse. Mi vela da salvarmi.